Favorevolissimi al nuovo ospedale. Non riesco a capire perché ci debba essere questa diatriba tra il comune e la giunta e tra di loro, perché è una cosa che possono risolvere, io penso, in 2 giorni. Altro che 2 giorni, l'attesa di Padova per il nuovo ospedale rasenta oramai il Guinness dei primati, eppure manca davvero poco. Dalla firma dell'accordo di programma a Venezia a dicembre, la regione è però ancora in attesa di vedere il passaggio di proprietà dei terreni da parte del comune di Padova, lungaggini e dibattiti distanti dal sentire dei cittadini. Manca proprio la volontà di aiutare la gente, di risolvere i veri problemi. Molto probabilmente sono questioni politiche, per cui prima o dopo troveranno la soluzione, però tanto aspettiamo. Responsabilità politica è Giordani, che a me sembra la figurina tornasole, il geniale Lorenzoni, che è il prezzemolino, lo chiamo, che non sa cosa. Un po' critico con l'amministrazione. Eh? È un po' critico con l'amministrazione comunale. No, non sono critico, non stanno facendo niente. Sicuramente responsabilità della classe politica, sicuramente dipende da quello. Non ci sono parole e l'Italia è così, e bisogna andare via. Il nuovo ospedale di Padova è un'opera di valenza regionale, come testimonia quella fila di macchine che quotidianamente si ferma sulla strada di fronte al vecchio per l'assenza di parcheggi, con a bordo parenti di pazienti provenienti da tutto il Veneto, costretti ad aspettare così i propri cari entrati per una visita. Neanche il Sant'Antonio si trova parcheggio, anche per noi che siamo di Padova, comunque bisogna muoversi spesso in macchina e neanche lì non si trova parcheggio. No, è una situazione brutta e non so cosa aspettino, sinceramente, perché ci vorranno 10 anni per costruirlo. È ora che la facciano diventare una città europea. È ora.